minuto, così vediamo. Buonasera, ovviamente, buonasera. Se viene qualcuno. Dai Regen, su. Regen a fare. Apro la chat nel frattempo. Regen a fare. Lo si chiama Regen. E non conosco il Regen segnale, qual è? Non penso che sia questo. No, non credo. Se mo scrive impazzisco. Allora. Lost in Tokyo, eccolo qua. Siamo pronti, Gianmarcone? Sì. Gente comune che se ne va. Ciao Black Mirrors. Yeah. Bentornata. Dei piedi. Gente comune. Attenzione. Ma è Tim Allen? No. No. C'è una faccia conosciuta, ma non saprei. Ecco, un drone insetto. Ok. Ma questa è la fine dove andremo noi, perché piano piano diminuiscono sempre più. Quando non ci saranno... Oh, cos'è? Perché il tempo è così? Vabbè. Cosa triste. Avengers? No. Non Scusa. penso. Ok, non è Tim Allen, però è un attore che ho già visto comunque. Ma vabbè, conta l'amore. Conta l'amore e il pensiero. Vedi? no. Quindi le api non ci sono più, però non mi sembra di vedere questo grosso progresso tecnologico. Perché ci sono comunque le api, almeno in questa realtà sono state create queste api che hanno sostituito. Moderno. Sì. Però le auto mi sembra sempre tutto normale. Sì, è solo quella cosa che è cambiata rispetto alla nostra linea temporale. Per la trama? Elvis, no. Beh, molto gentile. Bell'hamburgerozzo, Sì, è bello pieno di ciccia. In che senso? Effettivamente ecco. sembra un
una gente normale. Sì, due persone normali. Poi da Black Mirror mi aspetto mo che all'improvviso si sputtani tutto. Sì. Mm. Quindi forse Problemi a restare incinta. no, no, No. Ecco. c'ha le sue Fatto. cose. Taglia. Taglia. Ah, è vero, effettivamente. Pasticozzo. Ok, che cos'hai? Mm. Vabbè, next time. Non ti arrendere. Mm. Forse c'è stato qualche incidente, qualcosa di brutto. Si sacrifica per la patria. Giusto. Pisello sacrificale. Per ora Sembra tutto normale. Sembra a parte dobbiamo la capire la questione delle magagna, lo api. zio. Sì, La magagna. il magagnone dov'è qua? Mm. Un nuovo di Diacchia, ma ecco. Che cos'è Dan Dummies? Squid Game. Ecco cazzata. Ecco cazzata. Ecco cazzata. Il problema è che questo non è Black Mirror, che ci sono già persone così, quello è il problema. Sì. Ok. Sbatti a terra in 3, Sì. 2, 1. Caduto. Era proprio a favore di camera. Mogliere, ti hai sbattuto a terra, corri. C'è un cancro, che cos'è? Quindi andare in coma? Ecco. Penso che il messaggio sia arrivato.
Mm. Ecco la magagna, è questa. Il Magagnon! Eccolo qua, è questo. Eccolo qui. Ma lo trasforma in un automaton. Vabbè. Gaynor. Mm. Ok. Ok. È un innesto di cervello finto, come si fa Sì. col cuore, mo Sì. loro lo sanno fare col cervello. Minchia, magari ad arriva una roba del genere, cazzo. Moglie impazzita che vuole far fuori il marito? E tu sei guarita e ti hanno messo a lavorare per loro? Testimonial? Che come funziona? Mm. Mm. Tu lo senti il puzzo, Ma Gianmarco? Tu lo senti il no, puzzo? ma può essere anche che lei stia bene. La moglie non è detta. No, non sarebbero finiti nella puntata, giustamente. Quanto costa il tutto? Se esce dalla zona di copertura non va il cervello, va in tilt qualcosa. Mm. Quindi non può uscire dal paese per ora. Mm. Quanto fosse? Io sento il puzzo, Gianmarco. Tanto gli servono cavie. Anche. Puttana. Mm. È troppo conveniente, Però Gianmarco. aspetta. Questo vuol dire che se io non pago l'abbonamento... Ti spengono il cervello. No, vedi, aspetta. Questo Bisognerebbe leggere le clausole. va. Ok, fatto. 300 al mese sono una cifra. $300 al mese sono, però se tu pensi che è un intervento rivoluzionario per il cervello, Ma li devi pagare per sempre. sì, però pensa se ti Ammazza, chiedevano $50.000 per guarirla e tu non ce li avevi, $300 al mese. Vai. Un paio di giorni fatto tutto. Ok. E fine qua. Per ora però si sta Per comportando ora ancora tutto normalmente. bene, per ora tutto bene.
No, ci sarà qualche cazzo se esce dal segnale o c'è un calo di segnali e succede qualcosa. Ehi, calma. In realtà per la legge tu non devi andare manco troppo piano perché è ostruzione. Anche questo è vero. Quindi 10 km in realtà non ci puoi andare. Ma non la puoi svegliare però, bro, ricordati, devi dormire di più. No, 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 no. Non fate sovraccaricare i server. Che problema. Vabbè, salutino. C'era la melatonina. Tranquillo, dorme, rilassata. No, non rompere il cazzo su te. Guarda, Poi si alza, coltello, assassino. 2 ore di straordinario. Vabbè, 2 ore di straordinario, bro, sfanno. Cioè, lei era morta Sì, comunque. era condannata a morire. Però vedi, ha una vita normale alla fine. Eh, Ti mettono la versione free con delle limitazioni. sì, no, sì. Si sta uccidendo comunque, giustamente. Non vive più. Fatti venire niente anche tu, perché poi sono altri 300 al mese, Si quindi sta alzando sempre prima, io capisco, però... sta facendo più straordinari possibile. Mamma, però vedi, ma è una gioia. Sì. Oh no, mo se ne va anche lui sul sito per fare i soldi. Ecco, ecco l'inghippo dove... Pensiero già lo sta facendo. Già è fatto. Non paga l'abbonamento. Sto mese sono, dai. Ti fanno Rimani a dormire sponsino. tutto il tempo? Che cosa faccio? Sta dormendo ancora. C'è problema. Ma è andata. Ha fatto qualcosa. No, sta dormendo tutto il tempo. È oramai solo straordinario. Perché ha sempre sonno? Mm. No, non c'è più l'atmosfera tra di loro. Ci sta. Troppo sulla difensiva.
Eh no, è l'anniversario perlomeno. Eh, In realtà si fa molto più il culo. Beh, ecco. Incidente. Oh, si è bloccato il sistema operativo. Si è bloccata. È uscita fuori dalla copertura. d'accordo, guarda strada, guarda strada, guarda strada. Amore tu essa. Ok, mo torni un po' indietro. Adesso c'è. Si spezza. Ok, ha dei vuoti. Proprio si scollega. Ecco qua. Mm. Eh, Il PlayStation Plus. che cosa fa? Ecco. Ah, No, non si. lo zio. Quanto? Fottono i soldi. Ecco. Ecco. Quanto? Non ha tutti i torti. Culo. Beh, Un culo. È surreale la cosa. Vabbè, è da Black Mirror, ok. Lo stile c'è, ok. Va bene. Non fanno il pacchetto extra intermedio? No, niente. secondo te la Deluxe non esce? Mm, potrebbe. Espresso Ah, macchiato. allora aspetta, già ma vado a Facciamo fare un una attimo, pausa? sì, Vai. facciamo un attimo una pausina. Secondo Così. pausa, Allora, torniamo subito. comunque finora devo dire la verità, Mi sa- rispetto alle ultime stagioni dove un pochino Già si questo era è aperto, interessante. questa è molto interessante. Molto attuale, tra l'altro. Pure troppo. Vai. Troppi servizi plus. Troppi, sì.
Ecco qua. Risolto tutto. Possiamo proseguire senza indugio alcuno. Espresso macchiato. Per favore. A quanto il nuovo piano ancora superiore per le funzioni base? Eh. Le pubblicità? No, c'hai ad. No, questo è brutto. Io Cioè diventi la anche pubblicità. Grande Espresso era un ad. Perché Sì. ha detto io non l'ho detto, quindi è un ad. Sì. No, lo zii spamma gli ad, che casino. NordVPN. No, è brutta questa. È brutta. No. Eh. Mamma mia. Aspetta, mo dice stronzate, aspetta. Aglia. Aglia. Aglia, lo zii, lavaggio del cervello. È lavaggio del cervello a livello globale. Oh no, brutto, brutto. Ci infogniamo sempre più. Perché il piano base c'ha gli ad. Cazzo. Bravo. Non si rinuncia mai al Fagli la D dei preservativi. Fagli la D. Oh, fa una temperature. Sì. Per continuare la riproduzione. No, aspetta, fermati. No, no, no. Sarebbe cosa bruttissima. No, 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 no. Guarda che ti avvisano dalla casa, o vedi che partono le pubblicità, da breve. No. Fa un po' strano. No, sì, tu mentre sei là e compra questo, ma non... Brutto. Ma sono ad coi cookie. Sì, in base a quello che succede. Ah, sì. Ma quando cazzo lo dici? Sì. Sì.
Non mi sembra il caso. Al momento. E ti costringono a È farlo. potuto. No, no, no. Bambina ha spezzato il cuore. C'è rimasta di merda. Denuncio la ditta. Posto. Aia. Ok. Come spieghi sta roba? No, sta cosa ti crea problemi. Sono denunciabili. Perde il lavoro. La zista tipo deve morire. Mi dispiace, la verità è questa. Deve morire. È un casino, non puoi vivere così. No, ma è una vita di merda. Ma io morivo. E se non paghi il common, ecco, che cosa succede Non nell'effettivo? può fare qualche lavoro online. Questo mo va sul sito, quello là. Il giro è quello. Il giro è quello. Devo fare qualcosa. Se no, OnlyFans. No, no, vai in scena sul lavoro. Lui che apre la Non è pagina. OnlyFans, andava a boh. Eccolo qua, a posto. Ecco. Mo l'atmosfera si fa cupa. Allora. Tanto lei dorme, va in coma. Solo che se quello ha pisciato in un bicchiere e se l'è bevuto e poi si è tolto un dente, tu devi Cosa puoi fare? fare di più. Quindi che cosa cazzo fai? Giustamente per l'anonimato ci può stare. Chissà dove starà andando, chi lo sa. Porno tedesche. No, ecco, diventa un creator. Non lo fare, non lo fare, l'ha fatto. Ha bevuto pipì. Eh, No, no. Prossimo pacchetto. Prossimo pacchetto. Te l'ha teaserato. Per ora. Quindi tu quanto ti sei fatto male? Cosa hai fatto per prendere tutti questi soldi? Dato che ha bevuto, ha fatto bicchiere, penso bevuto pipì. Forse a step. Sì, sì. Lui bevuto pipì. Sì, Lo bevuto zio, pipì. bevuto pipì, lo zio. Schifo. Disinfetta bicchiere perché io direi proprio buttare a questo punto. Vabbè, Però va bene, così appare comunque. va bene. Eh. Ci hai provato.
Eccolo qua. Cacciapisello, dai. Cacciapisello. Ma perché sei sbranato? Torna. I am Waldo, le vecchie puntate. Ma che dolore. Però il pisello era peggio. Sì. Madonna di Dio, che botta. Ah, si chiama macchina per No, ma- topi, non è progettata per la lingua umana, Devi quindi arrivare a 800, era fatto a 90, fatto, come cazzo ha fatto? mi sono mosso. Madonna. Si stanno aggiungendo sempre più persone, quindi la banda non è disponibile per tutti. Quindi ora iniziano a fare i server dedicati. Te la lancio lì, così dorme di meno. Ecco. Buonasera a lei, signor Buonasera, Francesco. Francesco. Mm. Per far stare sveglie le altre persone. Madonna. Mamma mia. No, no, no. Ecco. È giusto. Ora c'è il premium. Come si chiama? È il ultra premium. Si chiama? Lux. Dux, no. Allora, guarda il monitor. Lux. Guarda. Allora. Mm. Nell'effettivo, cosa... Cioè, Ma grazie Reagan. Regan, grazie mille. Vieni Reagan. Unisciti a noi, ci stiamo divertendo tantissimo. Pure, Madonna mia. Allora, aspetta. Eh, è divertente Reagan. No, raga, è molto divertente, è proprio Black Mirror fatto bene fino a qui. È molto divertente. Molto flippato di cervello, Madonna mia. Una c'è stata, $1.000 al mese. Non si può Minchia. fare. È molto esclusivo.
Come quattro? Ah, Madonna. Se era con due persone, non è la scolata io. No. No, allora no. Ti faccio vedere la puntata e poi Quindi parliamo, no? pacchettino booster. Ok. Quanto cazzo costa un booster? Con il bendo sopra il booster. A posto. Dai, mo stai zitto, coglione. La cosa brutta è che con l'andazzo che stiamo prendendo potrebbe accadere una cosa del genere e lì voglio vedere un attimino. Quindi tu compri il booster e per tot tempo fai... Sì, ma non ha senso sto... E anche la cosa puoi prendere abilità in prestito dagli altri. Quello è poco. No. Però Crap Stallion, così lo sai proprio un attimo... Però come fai a sapere che ti paga poi? Cosa fai con quel coso? Ma è un dito plug anale, lo zio, era un dito Sì. plug. Oh no, oh no. Secondo me il bustino costa un bel po', eh. C'è il codice premium. Che bordello. Quindi potessi prendere in prestito le abilità di Moana Pozzi di... Anche. Ok, almeno è rapido, non lo devi passare col cellulare, eccetera. C'era l'app. Dai. Funziona. Voglio Allora, anche io. il Lux funziona. Ok, va bene, va benissimo. Vabbè. Oh no. Un po' troppo. Mm. Non ha detto strozzatevi. Niente. Ha tutto amplificato, stai esagerando. No, no, signora. Amanda. Amanda, fermati. Dove cazzo è? C'hai il cervello modificato. Fermati. Fermati. Ok, tutte le sensazioni amplificate. Ok. Io non credo stiamo cantando così veramente. Oh signore. Aspetta, c'è del sexo. Aspetta. Bro, funge. Poi dovrebbe gasarti questa cosa. Sì, no, è che si vede che è finto. Ma per lei in realtà non lo è.
Giusto un pochino il telecomando, eh. Questo è uno stupro, però. Ehi, È andato in tilt. usa il telefono, bro. È un modo diverso di usare il telefono questo. Che cazzo? Vai Continua! zitta, vai zitto. Continua, non si ferma, non si ferma. Benedetto. Si è fermata, si è fermata. Oh cazzo. Giustamente c'era la ricarica da fare, mi sembra giusto. Eh. Ma inizia a spammare ad. Vabbè, no, hanno ancora la versione standard. Aspetta. Ah sì, il tempo che entrano le pubblicità pure lì, Dai giustamente. tempo. L'hanno acchiappato. Ok, hanno saputo che lui. No, mo se perdi il lavoro è finito. Vediamo. Senti, butta la foto e pensa a fare il tuo lavoro. Boom. Non lo fa morire che viene licenziato. No, ok, Non l'ha ucciso lui. L'ha ucciso no, lui. però è colpa sua se ha avuto Ha l'incidente. indietreggiato. Hai perso il lavoro. Poteva non indietreggiare. Godo. Hai perso il lavoro. Godo, cazzo. Diventa il professor Xavier. Mo come lo paghi il common? Ya. Tornato presto. Consigliato. Eh. Ok. C'era una persona che stava giocando alla beta test del gioco dei creatori di Sifu, quindi è uscita. Ho letto là, stava giocando rematch beta test, quindi c'è. E quindi sì. Dobbiamo indagare. Indagare. Quindi mo fate il sito insieme. No, quelli che ti ascoltano. Non se ne fottono proprio. Non è come la parabola di Sky, no. No. Non ti ascolterà. Non ti hanno ascoltato. Lavora per loro. Però c'hai cagato il cazzo. Scusa. Oh no. Aspetta che gli danno il pacchetto super più.
Oh no. Questa, questa è proprio Madonna mia. Mi hai rotto il cazzo. Mi hai rotto il cazzo. Tu giustamente hai l'ax a vita perché sei dirigente, quindi un anno dopo ma che come state sta vivendo? spamando ad. Aspetta. O sta in coma perché non puoi pagare più. Starà tutto il giorno a dormire e quei pochi momenti dove sveglia spamma pubblicità di continuo. Si è venduto tutto. Ah. La moglie non si è vista ancora. I casi della vita, non è colpa loro. Succede. Ma si è tolto anche un dente. Sì, No, però dovevi ammazzarla, mi dispiace. eccola là. Non si poteva fare. Mm. Spamma pubblicità. Una mezz'ora di Grodol. Ah, Sente? La senti? penso di sì, penso di sì. Una mezz'oretta di Guldo. Non è vita questa, No, non è è VR. legata a un servizio in abbonamento, assolutamente no. Mi rifà disdire l'abbonamento. Vabbè, a me ne faccio per una mezz'ora. No. Cioè, la vuoi spegnere bene buono. Ma qua potevi fare grande tattica, assicurazione sulla vita, ammazzare, tac, soldi. Quindi se disdici l'abbonamento è proprio semplicemente non funziona il pezzo di sì. cervello che ti hanno aggiustato. Eh.
Non mi fa... Ah, ok. Cancella direttamente l'abbonamento lui, sì. Sta parlando ancora. Minchia. E beh, Non si poteva fare no, il contratto. no, Meglio, no? no. Devo un po' ammazzare, cazzo di guaio, mo? Parlando in tutto questo tempo hanno capito che il problema di come si era messo la loro vita era questo, quindi elimini questo, mi sacrifico per te, ma no, se è partita già così nella prima puntata come intensità, auguri, benissimo. Quindi mo lo segnali o in automatico si fa fuori anche lui? Si è fatto fuori anche lui. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Va bene, va Ci è bene. andato a fare qualcosa di strano per il sito. Prossima puntata, Bestia Nera. È un bel titolo, accattivante. Va bene, ma al Guarda, limite mi è piaciuta. vediamo un pochettino, anche perché domani è sabato, che è una serata un pochettino più tranquilla. Cioè, facciamo tipo film del sabato sera, secondo me potrebbe uscirci una bella cosa. Ok, va benissimo così. Netflix stava esplodendo. Allora, e fino a qua ci siamo. E ora è il momento. Ora io provo ad avviarlo, poi quello che succede succede, non è colpa mia. Le prove. Allora, un attimo solo che metto tutto a posto, così non abbiamo nessun tipo di problemi. Allora, gesti di affetto. Sì. Allora, primo passaggio l'ho fatto, stacchiamo questi qua e che il buon dio del karate ce la mandi buona. Sì. Allora, e fine qua ci siamo. Mettiamo la chat a schermo. Allora, fine qua anche ci siamo arrivati. Eccoci qua, siamo tornati. Allora, Ragazzi, ci siamo. Reagan, Francesco, se ci sei ancora e non ci hai abbandonato già perché sei una merda di uomo, si ricomincia col Kung Fu. allora Ciao, iniziamo a fare questo. Andiamo lui. Zio, devi combattere tu, lo massacravi. Ah, vabbè, giusto per fare un po' di riscaldamento. Che ride? Ah, sì. Grande capriola, grandissima. Ho visto una quindicina di minuti. Beh, giustamente avevamo già iniziato da un po'. Ci è piaciuta. Ok. Sì. No. Grandi abilità, grande stile, grande tecnica. Vai. Allora, vediamo nel magico mondo Del Kung Fu cosa succederà. C'è una questa? No, si fermano a vedere un attimino la situazione. Vabbè. Protolo. Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Oddio, noi abbiamo aumentato le cose a dismisura, è vero. Cioè, abbiamo anche il piano di sopra. Allora, è un po' come siamo messi. Siamo Se messi avevi bene. pagato l'ultima volta non è stato. Allora, facciamoci niente.
Niente. Un po' di Ci ad. servono soldi. Possiamo fare un po' di ad. Per forza. Tu o loro vincitore. Cosa vuol dire? Abbiamo messo il cartellone pubblicitario. Dove sta? Aspetta. Qua? No. Eccolo qua. Sì. Vincitore. Bello. Sì, Va sì. bene. No, no, va benissimo. È legal fan karate. Va bene, Gianmarco. Abbiamo un po' di pubblicità. Un po' di gente, un po' di gente. Vai al banco, vai al banco. Allora. Vai. Buongiorno studenti, buongiorno. Piaciuto, piaciuto. Nuovo cartellone, nuova grafica. Ed eccolo qui, Roberto. Campionato. Campionato di Seoul. 2000. Tra l'altro possiamo scegliere solo... Solo loro, che sono di livello più alto. No, questo è inutile proprio. Non al momento. Non al momento. Questo ero io. No, qui un altro questo qua, raga, non ti preoccupare. Prima di morire. Oddio, forse sì, era il tuo... Magari è un parente, qualcuno. Sarà il figlio. Allora, ragazzi, salve. Salve. Vai ragazzi, allenate. Allora, facciamo due pulizie, che il dojo sempre bello pulito. Se sono macchie un pochino più dure. Ecco qua. No, piccolo problema. Aspetta, aspetta. Andiamo dall'altro lato. E voilà, problema risolto. Ok, il prode Christian ci ha risposto. Un saluto a lui che verrà. Oh, allievo, allievo, allievo. 86, 87, no. Junior, ok. Oh no. Studenti! Studenti, pensateci voi, aspettate. No, oggi vai a combattere, cosa? Aspetta, c'è l'allievo. Capito. E anche un anziano, Gianmarco. All'attacco! Studenti del Protodo Karate! Seguitemi! Oh no, loro sono i Red Dragon! No, questa no. Pum, pum. Poi hai fatto un colpo rallenti, così. Vai, fai un calcio rotante, così. What the? Yeah. Pum, pum. Yeah. Pum. Pum, pum. Vabbè, fatto. Oh, le hanno Tutti mangiati. sconfitti, va bene. Ragazzi, Ehi, Ashmi. per chi non conosce questa. Così la fate voi e non la facciamo noi. Sto per rimettere. Non la imparano. Non la imparano. Ok, l'hanno imparata. Ragazzi, quest'altra la conoscete? Beh, ragazzi, voi siete tutti nuovi, ci sta. Ok. Gli altri sono navigati. Ragazzi, allora a questo punto, Colpo della tigre. esatto, bravi. Parate tutti. Ok, bravi. Allora, ce n'è un altro. No, è sempre quello là. No, cioè non possiamo andare, ci distruggono. No, ma poi il problema è 2000, capì? Oh, sì, nuovi studenti, oggi nuovi studenti. Prego, prego. Hanno visto il combattimento qua fuori e hanno deciso di unirsi tranquillamente. Tu chi sei? Oh, Junior, Vincent, va bene. Noi siamo a 90 studenti. Ragazzi, 10 studenti e si arriva allo zio. Allora, Che possiamo fare mo con 1000 dobbiamo fare un stelle? po' di pulizie. Che ad allenamento si stanno allenando abbastanza bene. Dovremmo prendere altri macchinari per gli allenamenti. La mossa nuova quant'era? Ma ricordo. Questi Allora, quanto aspetta. costavano? Un attimino. A 4.000 è arrivabile, però devono pagare lette. Classico giro con i soldi. No, quello già detto, ok, vengo perché comunque ti ho prestato dei soldi all'inizio, poi se me li ridai.
non sarebbe male. Quindi mo vediamo un attimo quando viene, quale sarà il nostro problema. Allora, noi abbiamo 131 di esperienza. Stai chiamando... Un attimo soltanto. Vabbè. No, no, Regen, non ti preoccupare, hanno bussato alla porta al citofono e doveva aprire Enzo, quindi mo salutiamo un attimo la parentela e ci siamo. Eccoci qua. Allora, tanto il tempo è andato avanti. Sì, non dovrebbero averci fatto niente. Allora, aspetta, andiamo a dormire. Sì, il protocollo karate ha dato il suo. Al momento... Ah, aspetta. C'è questo tipo qua. Oh, così. Così. C'era pure l'altra sera. È un fellone. Vai, vai. Così utilizza calcio rotante. Ma quello più che altro fa una capriola e poi dà due pugni. Vabbè. Zio Pugliezzo. Il problema è che Ok, basta. no, lui è ancora vivo. Io... No. No. Ok, adesso non lo è più. Allora, Dormi, il Kung Fu ha bisogno di riposo. hai mangiato peperoni e uova. Anzi, sei andato leggero, Mamma Rege. mia, bene, Minchia, Rege. complimenti.
Piano cosa? Lo so, ma il Kung Fu non conosce queste regole. Non ci sono limiti alcuni. Allora, io direi a questo punto, Facciamo un 5 Due. che sei più forte. La rossa, ok. Fight! Ho parato. Che mosso sei? è il risultato quello che conta, Gianmarco. A posto. Uno stile un po' particolare, però funziona. Ho scritto un tasto potenziamento qualcosa. Ah, perché ho preso la pozione che gli era apparsa a lui. Sì, sì, sì. Ah, ok, non ci avevo fatto caso. Oh, comunque mi fate solo. Allora, Buongiorno studente. vediamo un po' a sto Ma la punto. mossa quanto costa? La nuova mossa. Sì, mossa nuova, sì. Allora, vediamo prima se c'è qualcuno qua che vuole entrare. No. Andiamo dal maestro. Allora, per il maestro di qua. Dai, riprenditi. Ok, si stanno comunque tutti riprendendo, quindi va bene così. Allora, il maestro è qui. Now, my friend. Doppio pugno 2004. Buffare. Si fa. I need a favor. Non vedo bene, ho perso soldi scommettendo contro quel lanciatore di stelle ninja. Gioca per me, se fai 50 punti ti insegnerò. See you later and come Ah ah, maestro. Ray Maestro. Steven ha pagato. Ray Stevens. Dettagli Gianmarco. Ok, poi dobbiamo fare 50 punti alle stelle ninja. Ragazzi, stasera torniamo con una nuova mossa. Tanto ci hanno pagato una quota. Anzi, un altro 500 compriamo all'infermeria, eh? Allora, dobbiamo fare 50. Allora, devo prendere il tempo come l'altra volta. Non è questo. No, questo è uno studente. Ma come? È morto. Perché se n'è andato? È morto George. Ma come? È morto George. Fatto. Fatto. Se non fa uno sconto dopo ammazza il vecchio, no. Fatto. Preso anche i soldi. No. Maestro, stiamo tornando. Non arriviamo, eh. Secondo. Maestro, caccio doppio pugno che questo ci sarà molto utile e ci togliamo un attimo pure la capriola per quanto possibile. Ma quello è bello. Vabbè, dobbiamo sperare che si sbloccano degli slot aggiuntivi per le abilità. Allora, maestro, What? Maestro. Be careful. doppio pugno. Well done. See you later and come back. A posto. Allora, Possiamo, Quindi. possiamo anche insegnare. Napolitano. ok. A questo punto, maestro, What? grande calcione alto, Questo- 3200. Ok. And come back. Ma perché? Madonna. Cioè, va bene, va bene. Allora, almeno- Va bene anche questo. Dai. Allora, abbiamo un'altra abilità. Ah, Marco. Un pochino. Va bene. Kung Fu. Allora, Guarda. ragazzi, c'è una nuova abilità per tutti voi. Oh, Ma prima, tre studenti. prima che ve ne andate, Decor, prego, Junior. prego, prego, grazie per averci scelto. In omaggio vi diamo un'abilità. Ragazzi, pronti? Questa la dovete fare tutti, nessuno la conosce. Ok, voi l'avete imparata. Poi facciamola pure un po' di qua. Ci sono più persone. Stavo vedendo quello che stava entrando.
Guardalo qua, tranquillo, fiero, tutti quanti a imparare la nuova abilità, lui se ne sbatteva altamente. Ehi. Ecco, vedi che non la sai fare? Lavorate, schiavi. Ok. Ma no, c'è un cesso a terra. Cacciato dal dojo. Non possiamo avere più di 3 cavallette, giustamente, manco salendo un pochino di livello, quindi Ma poi- prendi lo sporco, togli lo sporco. Ma no, fanno bene tutto così. Bentornato Francesco. Salve Francesco, Bentornato. welcome back. Allora, qua abbiamo pulito un pochino tutto. Oh, allievo, anzi allieva. Gioco però, dai. Midcore. No, oggi è un maschio. È Hiro Marcus. Ah, ok, no, sott'occhio se mi sembrava una ragazza, sorry, No. errore mio. Mosca, 400 si fa, Quanto c'è nel sfumo? si fa, Ah, dobbiamo mettere... vai. Allora, Ikari Sky, anche detta la sorella di Francesco. Allora iniziamo ad arrivare a sbloccare l'infermeria, così ce li abbiamo sempre tutti belli forti e cresceranno sani e forti. Quindi noi restiamo qua, osserviamo i nostri pupilli, vediamo la palestra come va. Va che si stanno Guarda, rompendo tu puoi tutte le fare il torneo attrezzature. a ogni 5 minuti. Il torneo- Sarebbe da andare avanti e indietro, però voglio avere un po' di stabilità con quello che ci entra dalla scuola, altrimenti c'è un attimo Qua un non ti problema. A parte riparare oggi. No, solo 80.000 cose da fare tutto insieme. Dimmi. Tutto- Elencamele un. Vai, vai, A parte riparare. vai tranquillo, vai tranquillo. No, mi sto allenando nel frattempo. Vai, Ti stai allenando, ho capito. vai Sky. Vai, vinci per noi, vinci per piacere. Tutto il dojo crede in te. Bravissima. Allora, io direi Bello, che iniziamo a bello. fare un attimo così. Questa è l'unica che ci dà un'entrata extra. Altre cose non ci sono più potenti. Ottimo, Yeah. ottimo. 1200. 1200, complimenti. Allora, un altro di questo si prende anche un poster, questo qua da 350, e si prende anche kick spinner. Festeggiamo la vittoria nel torneo. Con nuovo studente. Allora, ce ne sono due, uno stava pure entrando. Buon questo anziano. Siamo a 94, ok. Poi la winner. Un altro anziano, forse ce n'era pure un altro, no. Campionato di Seoul, aspetta un attimo. Allora, io direi iniziamo ad andare qua e mettere questo Questa poi in realtà dovrebbe essere una sala elite. Qui? Sì. diciamo di sì, E cosa ci fa questo cintura bianca qui sopra? Lei va Vabbè, si allenano in base al rango. Vada Ecco, giù. uno lo mettiamo giù e uno lo mettiamo su. Ci sta. Ok, ma dobbiamo solo fare soldi. Ragazzi, non vi bloccate vicino alle scale, se no è un problema. Cortesemente. Ragazzi, non litigate. Ragazzi, è una dura lotta. Ragazzi, ma state amoreggiando? No, ok. No, sembrava. A un certo punto C'è sembrava. un flirt nella scuola, no? Studente junior. Ok, un'altra giornata è finita. Ci conviene prima di chiudere di fare una bella sistemata a tutto, visto che i manichini stanno una merda.
Ok, allora, giù tutto riparato, così per un po' siamo tranquilli. Ok, almeno così stiamo belli tranquilli per un po'. Prego, Stavamo chiudendo però, vabbè. prego, vabbè, vieni, vieni. Venga. Salve. Ok, allora, adesso lei, come l'altro, faccia un controllo qui dentro e si alleni nel frattempo. E noi ci andiamo a letto. Devo mettere solo un poster dall'altro lato giù dove ci sono i manichini. Almeno ottimizziamo pure la zona lì. Noi siamo ancora in live e il titolo sta andando. Si va. Minchia, abbiamo finito tutti i soldi. Hai parato l'attacco? Ma tu puoi parare con un tacco. Sì, solo che non riesco a farlo mai per bene, però sta mossa è forte, Stavamo 1000. Ok. Ui. Annichilito. Sì, questo è stato Ragazzi, distrutto, c'è qualcuno di voi che non la conosce? Protolobbo karate. Eh no, ragazzi, questo è imparare tutto. Questo è forte, questa sta locca. Secondo me pure il prossimo Ok. è forte così, calcio. Calcio alto, sì, pure farà Calcio alto, male. Secondo me distrugge proprio delle tempie. Allora, stiamo ricevendo pure meno attacchi dalle altre scuole che hanno capito che non è più il momento di fare certo tipo di cose nei nostri confronti. Sì, però questi perché non pagano l'affitto? Allora, qui si bugga un attimino tutto, quindi glielo metto qua. Da costruire non ci abbiamo più niente. No. Ecco qua. 98. Invece se... No, c'è Londra. Andiamo a Londra? Sì, sì, accettato. 1000. Mica Sono 5 round. Questo sarà tosto, immagino. Però se va bene, grande ricompensa. Sai, per ora è la nostra migliore studentessa. No. Anche Reagan primo lo era. Abbiamo delle buone... Ok, il primo è fatto. A posto. E Cari già si è guadagnata un premio. Anche che mi pare che se vinci il primo incontro ti ridà la quota. Ora vediamo un attimino come va. Qualcosina da dovrebbe Se schiatti alla fine del dojo, Sì. effettivamente sì. Siamo fottuti, raga. Ecco, ha perso. Va bene. Però ti ha ridato una piccola... ti ha ridato 1025, quindi ti ha ridato la quota più 25 per il primo incontro. Allora, Buono. ci conviene prendere, sai cosa? Aspetta, Cazzo. aspetta. Una cosa che non abbiamo preso finora. Che volevi prendere? Qualche decorazione che aumenta la felicità, Gianmarco. Scarsa di merda. No, Francesco, non era scarsa. Allora, prendiamo vasetto con pianta ornamentale, Ok. grande vaso del mare, Ma grande vaso storico, prendi il grande vaso storico. panchina verde base perché così possono anche sedersi e sono un attimino più contenti. Allora, oh, allievo, allievo. Allievo, salve. So perché mi ricorda il signor Mercury, non so perché come Anche Christopher... Sì, sì, ma io lo vedo ovunque, giustamente. Allora, ragazzi, aspettate un attimo che stiamo lavorando per voi, eh. Allora, uso quei fiori, mettiamo qui. Ok. Poi, grande vaso del grande maestro Miyagi. Miyagi lo mettiamo qui, anzi no, qui no, se no vi dà fastidio, lo mettiamo qua così vi allenate meglio. Poi vaso del mare lo mettiamo su,
non pensate che sia un gabinetto e la fate là dentro, perché sennò poi ci sono problemi. Cartacce. Allora, e poi a questo punto, ora non vogliamo fare noi la versione plus del dojo, però il divanetto a questo punto lo mettiamo un attimo nella zona superiore. Anzi, guarda, facciamo le cose sensate. Fuori l'infermeria per attendere il proprio turno. Ecco qua, a posto. Tanto i soldi continuano ad arrivare. Immagino sarete comunque felici, no ragazzi? Siete felici? State bene? State diventando sempre più Ci forti. serve spazio. Ci serve uno studente. Spara una pubblicità, spara di un. No, non serve. Lo studente giusto, il 100° studente arriverà. Allora ragazzi, pronostico. Come sarà fatto il 100° studente? Forza. Colore dei capelli e tipologia di viso, se magro. Ragazzi, oggi grasso. festeggiamo, accendiamo anche un po' i ventilatori, Pelato. Pelato, Va ok. bene Francesco. Allora, no, aspettiamo qui. Noi sappiamo che l'allievo arriverà. Lui arriva sempre. O l'allieva, poi vedremo un po' il fato, il destino che ci riserverà. Donna classica. Donna classica, ok. Chi sarà il 100° allievo del Protolo do Karate? Aspetta, a questo punto. A questo punto, se dobbiamo farla, Bettiamo? a questo punto sì, facciamola bene. Eccolo qua. Salve salve quello. Buonasera a lei, signor Quello. Allora, chi sarà il 100° allievo? Mettiamo risultato 1 pelato, risultato 2 donna classica. Quello, dacci pure il tuo pronostico. Sta per arrivare o arriverà comunque, non sappiamo quando, l'ultimo allievo. Ci stavamo immaginando un pochettino chi ci potrebbe arrivare. È una cosa normale, così ci può stare. Tu se ci dai una preferenza mettiamo pure la tua, se no lanciamo il pronostico già così. Te ne sparo uno pure io, un capelli colorati, Ok, quindi non neri o ma castani. capelli colorati. Su che tipo di personaggio ci apparirà? Capello verde te. Reagan, sei già tu col capello verde, tu sei fortissimo Reagan secondo. No, era il primo Reagan, cioè forse era il primo, cioè i capelli verdi. Vabbè, vero? Vabbè, Reagan. Maglia gialla. Maglia gialla, va bene. Ok. Reagan nel pelato. Allora l'ho lanciato. Noi ci mettiamo qua. Aspettiamo. Guarda il Kung Fu che cresce. Ah, tra l'altro oggi dobbiamo vedere il prossimo colore della prossima divisa, Sì. perché mo già abbiamo dei blu. I blu sono tanti. Allora, vediamo un po' cosa... aspetta, non si faceva qui. Ecco qua. Allora, qua dice rossa e viola. No. Come li facciamo? Allora, questa qui facciamo giacca verde, un po' più chiaro magari se c'è, bello, e fascia viola, mi piace, giacca verde e fascia viola, tipo biperata. Ok. Qui non arriva ancora nessuno. C'è un nuovo torneo di Roma. A Roma. Minchia, 1500. 1500 monologi. Dobbiamo fare i soldi. No.
Il Joker. Bravo, Regan, è vero, molto alla Joker. Vero, verde e viola, bello, è il Ok livello ragazzi, potente. dobbiamo sbloccare l'infermeria. Anche se ci vogliono comunque un bel po' di punti per salire di livello. Però loro già stanno al 14, quindi ora avremo dei verdi viola. Oh, ci può dare uno studente? Che viene lo zio poi. Sono le 18, noi aspetteremo fino a sera tarda. Fino alla fine. Vabbè, fai due pulizie nel meglio così, e ti devo dire. Va bene. Pulizia, fa qualcosa, non saggio. Vabbè. Ma quanto bevono questi? Grazie cavalletta. Pulire schiavi. Allora, tutto pulito. Noi ci rimettiamo a posto. Arriverà lo studente. Noi aspettiamo qua, non ci alziamo. Pure se il gioco dice vai a dormire, noi aspettiamo il giorno dopo. Saremo aperti tutta la notte. Non so se vengono però, sai, a un certo punto. Verranno menati tutti. Sì. Rio de Janeiro, 600. 600 accollabile. 600. Ecco, allora, fermi. Signori, è una donna Con i capelli verdi. no, No, però io ci vedo del verde, Gianmarco. Ti aveva detto donna? Ti aveva Sì, detto sono verdi. la Allora, donna? aspetta. Capelli colorati. Capelli orati ho detto io. Però sarebbe anche maglia gialla perché è giallina la maglia. Ed è una donna, quindi l'unico che ha perso è chi ha detto pelato. Quindi Reagan. Quindi chi è il vincitore effettivo? Che io ne posso scegliere uno. Allora, principalmente però è donna. In teoria secondo me vince donna. Quindi donna classica. Secondo me sì. Ok, Secondo me è più giusto. ok, fatto. Salve, Sono io Dio. salve. Oh, studente. Ok, iscrivi 100 studenti. Fai seguire i tuoi studenti e vai a incontrare tuo zio. Lo zio, però veniamo domani perché ora stanno andando tutti quanti a casa. È un problema Andiamo a questa dormire cosa. adesso. Zio, Ma ci quella vediamo sta a fare il domani. torneo. Noi nel frattempo sta a Rio de Janeiro, sta lontano, hai capito? Hai capito? Non possiamo andare a dormire perché non è orario. Aspettavi 20 minuti così. Aspetta, a questo punto, Fatti un torneo a questo punto, scusami, Tu spicci. scusami. Bruce Lee. Ah, oggi questo è quello che c'è coltelli. We've got a winner. Muori. Morto. Oh, Io intanto avevo usato la pozione. non si ha vinto. Abbiamo vinto in contemporanea entrambi. L'infermeria. Clippate perché questo per il Protolodo Karate è un grandissimo momento, Hai ragazzi. vinto quello che hai scommesso? Sì, Regan, giustamente. Ragazzi, l'infermeria è qui. L'infermeria è qui. Eravamo poveri, abbiamo vinto di tutto. Zio, possiamo venire da te adesso. Anche il dojo a sinistra. Adesso andiamo a dormire. Andiamo a dormire. Avevamo niente. Nel giro di 2 secondi abbiamo avuto un bel po' di soldini e ci potremmo anche fare l'infermeria a sto punto, eh? Allora, Andiamo a vedere i benefici di tutte e due, quali erano. andiamo a vedere un attimo lo zio cosa vuole. Andiamo subito dallo zio. Un altro no, lo zio, ti prego, back to back. Fatti il secondo che lo fai prima almeno.
Tanto ogni 5 minuti, sì. Ah no, poi... no, Ah, calcola i minuti, non che passa il tempo, ok. sì. No, Ragazzi, andiamo a conoscere lo zio. dobbiamo prendere tutti e 100. Ne prendo quanti più possibile. Facciamo bella figura con lo zio. Oh cazzo, c'è un problema. Lo zio ci vuole attaccare, devo ragazzi, tutti, devo ragazzi, tutti. ragazzi. Ragazzi, andiamo a salutare lo zio. Ah, quello sta giocando a World. Ragazzi, venite qua. Ciao zio. Zio, sei molto cattivo però, eh. Ciao zio. Va bene. Ok. Ok. Allora, zio ha detto ti ho fatto come succursale per farmi allenare i ragazzi, vabbè. No. No, zio, però potevamo un attimo parlare. Che scappa, che scappa. Ci massacrano! Ci massacrano! Questi conoscono il supremo Kung Fu, ragazzi! È un casino! Ragazzi! Squadra! Ah! Super colpo della tigre! Vai! Ok, Momo! Ok, li stiamo abbattendo, li stiamo abbattendo. Prendi dalle spalle, lo zio come farebbe un codardo! Le spalle! No, no, non si troppi schiaffi! Il colpo sicuro è sempre questo. No, ma c'è pure lo zio da uccidere, lo zio. Beh, ragazzi, distraete lo zio. Aspetta, dobbiamo prima pulire un pochino l'area. Filmato da Luigi Mangiu. Regan, tu devi far valere in questi fight, mi raccomando. Non ti stanno lasciando un sacco di cure a terra, no? Un sacco di cose. Muori, zio. Zio, le stai prendendo da tutti. È livello 14 dato, quindi siamo settati abbastanza bene. Zio, stai prendendo un paliatone. Ecco qua. Era un dojo di pelati il suo, sì. Leggi che... Vabbè, raccogliamo tutto. Questo è tutto... Allora, ragazzi, scioglietevi. Ognuno a casa sua. Via tu, guarda quante pozioni pure di cura hanno lasciato, sì. Siamo fatta spesa. Anche dei soldi, va bene, va bene. Questa è la nota dello zio. Un'altra là. Ok, prese tutte. Ok, leggiamo il diario. Va bene. Madonna. Allora, mio fratello... allora, se vi togliete a schermo, noi leggiamo. Mio fratello aveva sempre il... Non lo voglio leggere più. Leggo io. Sì, Mio fratello aveva sempre il meglio di tutti. Potere, rispetto e soprattutto lei. Quando ho visto per la prima volta quella donna, ero sicuro a tutte le mamme. no, Avrei beh, si conquistato mette il suo amore. davanti. Ma lei ha scelto mio fratello. La gelosia dentro di me è cresciuta e si è trasformata in rabbia. Mio fratello è sempre stato il primo. Tutti lo rispettavano, tutti lo seguivano. Ma alla fine ho vinto, uccidendo sia lui che sua moglie. Zio è stato molto La cattivo, donna zio. che amavo, ora è il momento di suo figlio. Ucciderò anche lui, prenderò i suoi studenti nella mia mafia e la mia vendetta sarà completa. No, zio. Dai, c'è su un casino. No, zio è scomparso. Abbiamo 6.284. Compra il dojo qua a fianco, lo zio. Allora, prima l'infermeria perché è stato uno scontro un attimino duro. È vero, no, fa ancora l'infermiere, hai ragione. Ecco qua, a posto. Questa possiamo interagire o... Quindi secondo me chi viene qua guarisce. Sicura. Solo dobbiamo vedere se vanno da soli o li dobbiamo portare nei consegui. Dove vanno da soli? Allora ragazzi, Tanto credo ti possa curare pure tu là dentro. Ma questo effetto... Mo sei full. Dobbiamo provare se perdiamo un po' di vita. Zona happy ending. allora a sto punto di qua abbiamo aperto. ci sta, si è rotta Ok, la qua stanno riparando loro, qua ne servivano
Anche qua 4.000, siamo già a 2.000. Studenti. Ma gli studenti dello zio non ce li volevamo prendere noi. No. Dobbiamo però aspettarci qualche altra cosa da parte dello zio. Sì, effettivamente, ma il prossimo obiettivo qual è? Mo adesso non ce ne abbiamo. Quindi mo vediamo un attimino. Noi continuiamo a prendere studenti. Ci sistemiamo un attimino, poi cerchiamo di capire come e quanto costa. Anzi, facciamola adesso sta cosa. Se volessimo aprire un altro dojo, Mi pare erano 10.000. quanto così. ci costi? Mi pare era 10.000. Abbiamo sconfitto lo zio, ci fai uno sconto? 10.000. Assolutamente. Madonna. Vabbè, dobbiamo far continuare a salire questo qua e mettere sempre più macchinari e prendere più gente. Facile. Vabbè, apriamoci prima tutte le cose qua e poi prendiamo un altro dojo. No. Lo sporco non lo puoi menare, è la forza del Kung Fu, Gianmarco. Non si mena lo sporco. A volte può servire. Ok, ragazzi, Ecco adesso però per potenziare il nostro dojo dovete pagare la quota. Effettivamente sì. Pagate quota. Allora, la sala di meditazione quanto costa? Tempo 4.000, Rozzi. Anche almeno c'è una certa tranquillità con i prezzi, c'è un po' di coerenza, va bene così. Io però, sai, aprirei prima il dojo là dietro, secondo me li potenzia a bestia il coso là. Sì, difatti mo proviamo prima quello là. questo Ma capito. secondo me sono utili tutti quando Sì. sono attivi, però quello là al piano terra è anche più vicino. Proprio un ring, cazzo, capivo, a fine possiamo fare qualcosa di figo. Allora, vediamo se c'è un altro torneo. Rio 600, Dobbiamo... livello 15. Livello 15 ce la potrebbe fare. Allora, nel frattempo magari mo passa la giornata e succede qualcosa. Ragazzi, no. Che sega. Vabbè, è stato un po' una pippa. Sega. Un po' una pippa sei stato, scusami, permettimi che te lo diciamo, ma Lei è un pippon. ok. Sporco qua, mamma mia ragazzi. Ok, qua state pulendo voi. Ok. Allora, dobbiamo arrivare a 4.000. Ok, la giornata è finita. Ragazzi, però se mi buttate in giro, Poi toglimi un attimo una curiosità, vai da uno studente a piacere. Aprigli il menu suo. o se imparate in base agli allenamenti che fa, che tipo di... Il premi sulle mosse fa qualcosa? No. No. Ok. Va bene. Allora, a questo punto Anthony è morto. È morto e... condoglianze, non ce l'aspettavamo. A posto. Allora, ecco qua, a posto. Per ridere. Dobbiamo capire solo sta cosa dell'infermeria. Allora, nuovo giorno, non possiamo fare i tornei, meno che non arriva qualche cosina di soldi e ci fa arrivare almeno a 100.
Allora, mo dobbiamo solo lavorare e fare dei soldini. Andiamo ad assaltare le altre scuole. Oh, cosa? Sì. Oh, nuovo allievo. Questo è Dante di Devil May Cry. A livello junior. È morto quello vecchio ed è entrato nuovo. Ti faccio riprovare. Guarda, voglio fidarmi di te. Sei anche di livello molto alto, eh. Allora, controlliamo la cosa dell'infermeria nel frattempo. We've got a winner. Ok. No. Perché non c'è un qualcosa da poter premere. Magari funziona in automatico e li fa curare più velocemente. Cioè è solo scenica qui. Allora ragazzi, bevete tanto perché sinceramente dobbiamo comprare altra parte di dojo. Allora, We've got a winner. ottimo. Allora, a questo punto facciamo un po' di pubblicità. I campioni nascono qui. Protolo, do karate. Vai Nathaniel, vai, vai, vai. Vai così. E mo abbiamo questi due al 15, quindi loro mo dovrebbero avere la divisa nuova. In teoria. Però ancora la già avrei io una divisa verde. We've got a winner. Oh, Nathaniel ha vinto il torneo, ottimo. Quanto ci dai? Salita di livello. 1800, ok, ottimo, ottimo. Altri 1000 e ci sblocchiamo la parte sotto. Fatemi vedere un camice verde, per lo sfizio. Noi li abbiamo messi come le altre Sì, volte, sì. quindi Fammi rileggere, scusa, da che livello a che livello? dal 15 al 20. Allora sì, quelli stanno al 15. Dovrebbero iniziare ad apparire magari il giorno dopo o altro, poi mi sembra che cambiassero subito. Abbiamo due al 15, quindi uno stava a fare il torneo e non c'è, l'altro forse non c'è. Dai ragazzi, soltanto 1000, dai. Due quote, sono due quotettine marine. Aspetta, ce l'ho. Ah, ho un fight. Anche perché non l'abbiamo fatto poi prima. Ti rischi 1000. Va bene. Inizia a picchiarlo mentre fa l'animazione che gli fai danno. Ha fatto l'animazione breve, il bastardo. Ricordati che siamo pieni di cure, eh. Sì, sì. Ringraziamo lo zio per le cure. Ma A posto. guarda, l'hai distrutto, lo zio. Andato giù, subito. No, l'hai distrutto. Ragazzi, Bruce Lee è stato distrutto. È il momento di comprare il ring. Nuova zona. Sì. Ok, come funziona? Picchiamo con la campana. Anche perché il gioco non ci dice mo come funzionerà il tutto, quindi Prova a prendere qualche studente, fagli venire qua e suoniamo la campana, vediamo se fa qualcosa. ragazzi, venite qua. Venite qua. Lui Ah no, stanno venendo comunque da soli. si mettono. Ah, ok. Manca solo Bruce qui. Ecco qua, bella questa battuta, quello. Madonna.
Questa secondo me è così, ornamentale. Sì. Ok. Vabbè, dai, sì. Va bene ragazzi, così vi I allenate nostri proto si stanno allenando. e ce li abbiamo tutti in una zona, quindi noi niente ci vieta di fare così, ne approfittiamo. Vedi, questi qua addirittura blu non la conoscevano. E gli insegniamo le mosse. Questa penso la conoscano, che cazzo. I bianchi, no? Vabbè, loro sono nuovi, quindi ci può stare. E poi, non meno importante, Ah, che forte. ok, prego. Continuate a fare le vostre cose. Sono morto dentro. In che senso? Perché? 103. Ok. Ok, ottimo cavalletta. Allora, piano piano stiamo vincendo pure sempre più tornei, quindi così stiamo riuscendo a fare un po' di soldini. Proviamo il fatto oggi pure dell'infermeria. Vedi se c'è qualcuno con poco meno vita. Vediamo se portandocelo sopra fa qualcosa. No. 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 Oh, ma non ci sta nessuno No, ma secondo me fa salire più rapidamente l'indicatore, sì. Che quelli comunque I Silent Bamboo ci stanno attaccando. Al momento, modalità Kung Fu. Oh, incazzati neri! È un arrocchio! Io nel dubbio sto menando. Oda! Oda! Ma i nostri sono più allenati. Vai, non sei! Potere volante! Abbiamo un sacco di studenti potentissimi. Ah! Aia, Kung Fu! Kung Fu! Kung Fu! Ok, fatto? Sono anche 100 contro 8. Questo è un dettaglio, Regan. Questo è un- Piccole note, Regen. Dove stiamo andando con tutti quanti? Allora, non li abbiamo attaccati per un po' e non hanno capito che dobbiamo stare tranquilli, quindi gli si lancia un colpo Stiamo preventivo. andando a fare un assalto, quindi. Dai che andiamo. Quadrato. Ragazzi, però se non venite c'è un problema. Ok, grazie mille, grazie. Piccoli dettagli. L'altra volta siamo dovuti scappare, stavolta non andrà allo stesso modo. Erano usciti una cifra, lo zio a un certo punto erano una marea. E di fatto, eccoli qua. Sono una cifra, lo zio, da dove sono usciti tutti quelli? Sono usciti dal dojo, Bravo, un po' alla volta. che cazzo. Guarda i frutti del nostro insegnamento. Ok. Oi, quello, buonanotte. E morite. Aglia. Sta corto spunto. A posto. Sì? 425. Figa, male. Scioglietevi. E andiamo a dormire. Allora, dovrebbero essere tutti un pochino belli sfatti, quindi mo con l'infermeria vediamo il tempo di ripresa degli allievi.
anche perché molti comunque sono caduti. Prego, signor. Primo posto chi c'è? Ci sono i Silent Bamboo. Addirittura. Sono saliti. Va bene, va bene. Allora, andiamo a controllare un attimino come stanno messi. No, signora, mi scusi. Era chiuso, signora. No. Ragazzi, ragazzi. Allora. Capa da cazzo. Capa da cazzo. Prova a portartene, prova a fare quel fatto che ti ho detto io. Mosca. Non si sono tutti massacrati, lasciali la mano. Mangia. Ma aspetta. Tu sta, magari Sky. Allora, troviamone uno. Vieni. Ma Vediamo se per caso è apparso qualcosa perché ci sono degli infortunati. Io vorrei la prova che almeno funziona. se no fai segui e portatene un po'. We've got a winner. A lui manca un po' di vita. Vieni. Oh. Ehi. A posto? Perché hai fatto questa cosa? No, Gianmarco, Allora no. velocizza solo. Velocizza il recupero, ok. Mi sa che devi cliccare l'icona sul registro. Aspetta, Regen. Aspetta, Regen, che stai dicendo? We've got a winner. Assegna come cavalletta e c'è il menu davanti e non lo possiamo fare. No. Forse parlandogli di persona? No. Allora dobbiamo trovare qualcuno. Oh, Sky ha vinto il torneo intanto, ottimo. Oh, ma fuori Sono stanno altri allenando. 1200. Bravi. Bravi ragazzi. Tra l'altro quello è altro spazio che guadagniamo per far allenare gli altri con gli strumenti, perché loro stanno fuori. Sì. Mica male. Oh ragazzi, a posto. Altro Peccato, anziano. ma non è successo nulla, no? No, niente proprio. Oh, lo Z 3.5 ci compriamo pure la sua meditazione, no, eh? Abbiamo sbloccato full dojo così. Andiamo full dojo. Anche perché ci siamo quasi. Anche se stavo per comprare la pubblicità, però va bene. Vabbè, la più Oh, grande allievo, grande allievo. Mo tanto tra un po' è finito. Ah no, la giornata è ancora avanti. Junior. Vieni qui. Noi accogliamo tutti nel nostro dojo. Cazzo però. Vabbè. Oggi qua potrebbe essere un problema la certa, eh. Fai un po' di pugno veloce che li fai prima. C'è un bel calcone, c'è. Ma che bordello! Ah, tu continui a tirare cazzotti. Dove stai andando? Non lo so, io meno. No, ma quelli forse sono i tuoi. Ma io nel dubbio meno. Che casino! Chi è cattivo? Ok. Chi sono i cattivi? Chi sono i buoni? No, questi sono buoni. Ok. Sono morti. Ok, a posto. Prego, ragazzi, tutto finito. Tutto a posto. Ragazzi, separatevi. Ragazzi. Ragazzi. Va bene, fate quello che cazzo volete. Salve. Venuta. Scusate, c'è stato un attimino di casino fuori, però vi scriviamo con piacere. 107. Ragazzi, una quota per l'impegno che vediamo tutti i giorni. A me questo fatto che i studenti non conoscono abbastanza mosse, non lo capisco. Che dobbiamo trovarli tutti e insegnargli le mosse. Allora, lo facciamo così.
Aspetta. C'è un altro studente. Rematch beta test? No, è quello. Vero che c'era pure una closed beta perché aveva fatto il preordine, quindi può Quindi essere magari può essere anche quella lì. quello, però comunque al giorno Allora. voglio provare. Dai, 3006. Allora ho detto volevo fare una cosa. Ah, sì. Sì. Troppa pubblicità però a questo dojo, Prego. Stanno Sta facendo... chiedendo informazioni. Si è aggiunto anche lui. Ok. Ah, ci vuole È scrivere, stato lui che ha sbloccato il tutto. ci vuole Grazie. scrivere su- Oh, il 110° studente. Allora, nuovo studente. Midcore. Ok. Allora, a questo punto, se mi riesce finalmente... Ma dove sono i camici verdi? sono infortunati al momento, per questo non si vedono. Voglio vedere No! Francis è morto! No! Francis! Abbiamo subito troppi attacchi. Non sarà dimenticato. Tre, sei. Sono la campana. Ok. Perfetto. Andate in pace. Allora, gli potremmo insegnare questo qua. Non dobbiamo rinnegare le origini del dojo, Gianmarco. Giustamente. Via. Ok, avete imparata? Per l'amor di Dio. Ok. Sicuri? Ok, va bene. Beh. Che siamo... No, non lo fanno già, Ok, li fanno. vabbè. Cortesemente una quota, pronto? Ce ne basta davvero una soltanto. Pronto, una quota. Pronto. Ma ci siamo fatti a fare un torneo tu. Guarda, 500. cioè, Aspetta, oh, aspetta. Oh, Due studenti. oh. Prego. Ok. Ce n'è anche un altro, quindi abbiamo un attimino bilanciato il tutto. Ok. Tutti fuori. Che fanculo deve andare. Pezzi di merda. Allora, facciamo un po' di riparazioni perché è tutto messo un pochino una merda, effettivamente. Il vaso per fortuna sta bene. Facciamo un po' di questo. Ok. Penso che i nostri allievi non ci possono dire niente di come li facciamo trovare il dojo tutte le mattine. Allora, per quanto possibile. Ok, si stanno riprendendo pure più velocemente per fortuna. Ok. Ragazzi, una pochino un torneo. C'è un torneo. No, a questo punto torneo. Siamo qui. 1000. No, questo no, zio. No, no. Ci manca l'ultimo step, no. Ci manca l'ultimo step. Compriamo prima una cosa, poi cazzeggia quanto ti pare a te. Acciderbolina. Che come spendo di abuso. No, questa è mancanza di fiducia nei miei confronti, Sì, vero? sì. Ok, ci sta, ci sta.
si è lasciato la capriola funesta. Schienato. Arbitro. Era fuori dal ring, arbitro. Ma non si usa la capriola funesta. Non sei, solo il nome l'ha fatto andare giù. Ok. E ora è il momento di maxare il dojo. Allora, non abbiamo più queste di storia, non sta succedendo più niente, ok? Che non guarda. Ragazzi, tutto a posto. Allora, Fuori dalle palle. il coraggio dei tuoi studenti aumenta, riducendo la probabilità che fuggano dal campo di battaglia. C'era pure una pergamena, c'era. Ok, funzionano, quindi funzionano sempre. Ok. Va No. bene ragazzi, voi allenatevi. Mosse e si punterà poi al prossimo dojo. Allora, ci abbiamo un po' di cose da fare qui. Ok. A questo punto tornata Sky di livello 15. A questo punto si fa torneo. Nessun dolore, solo vittoria. We've got a Grande winner. Art. Ok, ottimo. Ottimo, prego. Ok, fuori si staranno allenando tutti. We've got a winner. Tutto a posto, già va, tutto tranquillo. Bene, va bene. Procede bene. Reagan, come vedi, procede bene. Ragazzi, procede bene. We've got a winner. Ok. Non- Vatti a fare un giro, oggi saranno da qualche parte. Non Si allenano, devono sono vedere. troppo Proviamo a scarsi. cambiare un pochino il colore. Magari questo per qualche motivo non si vede. Se il No, gioco... si vedono tutti. Ah no, aspetta. Rimetti. Aspetta. Riapri. Ho trovato l'ingrippo. Perché il blu è da 10 al 15, quindi non è da 15 Dal a 20, 16. da 16 a 20. Ok. Deficienti. Ah, in finale. Però abbiamo comunque Porca la preso un po' di miseria. soldi, credo. Abbiamo preso 700, abbiamo guadagnato. Meglio di niente. Quindi Ok, ho c'è trovato un altro. l'ingrippo. Quindi a breve dovrebbero apparire. Prego si accomodi. Vabbè. C'è anche un altro torneo a questo punto. Lontra. Vai, pari. Ok, altri due studenti addirittura, buono. Gianmarco, sono tutte rette queste che prima o poi Prima o arriveranno. poi arriverà, non capisco perché nessuno paga la retta qua. E facciamo. Minchia, ha preso le Primo botte incontro. subito, proprio immediatamente. Andata Vabbè, male. vabbè. Vai, allenatevi, bastardi. Ma guarda come seguono il Kung Fu. Si Guarda, stanno allenando tutti così. va. Così con qualche altro macchinario li facciamo un attimino pure potenziare per bene. Ok, prego. Sta poco luce Sander, però va bene. Oh, eccoli qua. Eccolo! Eccolo È qua. arrivato! Eccolo qua.
Takeshi Charles è spawnato. C'è... Noi li stavamo cercando, ce li siamo trovati davanti È all'improvviso. vero, vabbè. verde e viola e anche Ulsine. Un po' inquietante quella stanza salendo, però va bene così. Noi andiamo a rivedere che non va utilizzata, fa tutto lei, va benissimo. Qui fulliamo un attimino. Altro studente. Vabbè, Ne vuole? Midcore. Ok. Giacarta 120. vai. Vai. Vai Takeshi, sei di livello 16. Takeshi, tu sei una giubba verde. Takeshi. Sei la prima, non ci puoi deludere. Takeshi, mi raccomando. Takeshi, non fare il protalo. Takeshi. We've got a winner. Takeshi, allora, almeno così già va bene. Va benissimo così. Oh, Benvenuto. Un altro Bruce Lee. No, Junior, ok. We've got a winner. Ottimo, Takeshi. ottimo. utilizza il potere della giubba verde. Siamo a 122 comunque, Gianmarco. Male. La scalata procede. Infatti il gioco inizia ad appesantirsi un pochino. Bisogna uccidere qualcuno. No, il problema è che ce ne servono tanti. Ok, lui si è rialzato un attimo. Come cazzo fai a vedere una partita con più di 1000 studenti? Vabbè, forse perché si alternano nelle varie scuole e cose Vabbè. varie, che secondo me ce ne sarà pure un'altra. Mm. Vabbè Gianmarco, ma noi in un modo o nell'altro, Takeshi ha vinto, Takeshi ha ottimo. vinto. Ecco, in un modo o nell'altro noi dovremmo arrivare là sopra, quindi. Così, infatti che 15.000 costa assai. Allora, Assumi uno strozzino che qua non paga nessuno. Regan, sono d'accordo con te. Non paga nessuno qua. allora, approfittiamo del... Guardali che belli. Vado a cercare i tutorial di come No, si fa no, questo gioco, no, come già, ma- fare soldi su My Kung Fu School, come cazzo si chiama A sta parte merda. che c'è la ruota, ti metti là e fammi che è un piacere. Ma che fa? Michael ti dà 50, lo zio. Lascia fare. 50! Dobbiamo fare 15.000! Kung Fu. Ma non fate ste muro così. Sono problemi lui se li fate stempo. Lui è vivo, va bene. Quanto era per il super calcione? 3.000. Ok. No, 3.000. Vale basta 80. Un po' tanto. Dobbiamo allargare un pochettino le entrate. Forse Un sì. po' di ressa. Oh, vedi che è entrato, mi sa. Lo Sì, sì, scappozzetto. due. Quella è Bulma. Non c'è Bulma. È la cugina di della centesima. Ok, sono uno. E Maria. A questo punto, Vai Charles. mentre diamo un po' un'ordinata, anche perché ci siamo con gli orari così stacchiamo, tanto poi lui ritorna tranquillamente nei prossimi giorni. E chi lo molla? Vorrei capire come va avanti la quest principale più che altro. Cioè, ma uscirà un aggiornamento del titolo e apparirà. Passeranno i giorni o entro 8 giorni succederà qualcosa. A noi va bene così. Quando sappiamo che c'è un aggiornamento nuovo, comunque lo riapriamo se non ci stiamo giocando più e vediamo come va. Ok, giù. Got a winner. Ok. We've got a winner. A posto.
bello tranquillo. We've got a winner. Ok, era un fight più lungo, ottimo, ottimo. Allora, Mica due. Fight! Amore. Che fa? Complimenti. Che coraggio. adesso possiamo andare a dormire per bene. Allora, quindi questo qua anche è fattibile. Ok. Buonanotte Reagan. Buonanotte Regen, buonanotte a tutti ragazzi, mo stacchiamo anche noi, dopo quest'altra vittoria i fondi Tutto a per posto. potenziarci Sì. ci sono. Buonanotte, Buonanotte. a domani ragazzoli belli, buon riposo.